Nel nostro faccia a faccia di questa settimana ospitiamo Arialdo Giammusso, ex presidente della Nissa. Ciao Arialdo, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Cercheremo di scoprire l'altro lato di questo uomo sportivo che con tanta passione insomma, ha portato avanti dei progetti anche impegnativi, soprattutto a Caltanissetta. Intanto Arialdo Giammusso, con lo sport cosa c'entra? Qual è stata la tua passione iniziale? La mia passione iniziale è nata grazie alla mia infanzia, alla mia gioventù, a mio padre che mi portò per le prime volte a vedere la Nissa e l'ex presidente della Nissa Antonio Territo, che era compare d'anello di mio padre. Quindi da lì nasce la mia passione per il calcio. Poi si era un po' sopita perché, come tu ben sai, sono un grande appassionato di musica, sì, sono musicista, amo gli spettacoli, ho avuto anche un'esperienza come organizzatore di stagioni teatrali, di eventi di spettacolo, quindi un po' ho fermato, diciamo, ho messo in stand-by quello che... Ti sei occupato di altre cose? Mi sono occupato di altro, anche di politica. Poi 4 anni fa sono stato chiamato dai dirigenti della Nissa, che era in promozione, per dargli una mano come sponsor, e da lì, da cosa nasce cosa, mi sono trovato presidente. Coinvolto anche da questa tua passione dedicata al calcio. Io sono una persona che si appassiona in tutte le cose che fa, una persona che ama farle bene, mettere tutto me stesso, mettere parte del mio cuore, perché se non metti cuore e passione nelle cose che fai saresti una macchina, non riusciresti mai a fare le cose per bene. Ci sono i pro e i contro naturalmente, però mi sono appassionato, ho visto nella Nissa lo specchio della mia città, perché rappresenta la città di Caltanissetta. Figurati che spesso quando chiamano Caltanissetta la chiamano Nissa, quindi soprattutto nelle città limitrofe. Quindi lì, siccome amo la mia città, sono nato lì, ho cresciuto lì, lavoro lì, la mia famiglia lavora lì. Era diventata quasi una missione per te. Era diventata per me un modo per far rinascere la mia città dal punto di vista dello sport. Però è anche vero che comunque, da quando sei entrato nel mondo del calcio, qualche nemico in più è arrivato. Chiaramente, perché tutte le persone che hanno progetti, hanno obiettivi, sono positive nell'animo, sono ottimiste nell'animo, che vogliono fare qualcosa, danno fastidio a chi non vuole ciò. Ci sono gli invidiosi di professione, i leoni della tastiera da professione, quelli che vedono gli altri emergere in qualcosa, che vedono che un gruppo, non soltanto una persona, emerge in qualcosa, gente che ha delle vite purtroppo diverse da quelle come la vorrei io, come la voglio io, come la mia, che hanno cercato di metterci i bastoni fra le ruote. Devo dire che a un certo punto della mia vita ci sono riusciti, perché magari in nel periodo in cui mio padre è andato via, mi sono trovato un pochettino spiazzato un po' demoralizzato, e quindi lì annunciai il mio addio alla Nissa già molto prima della fine del campionato. Quindi, però, voglio dire, poi ho riflettuto bene e ho capito che non bisogna mai darlo vinta alle persone che gettano negatività su quello che fai, le persone che criticano gratuitamente, perché una cosa è trovarsi a gestire una squadra di calcio e una cosa vedere la partita in tribuna. Anzi, c'è questo tipo di persone, spesso non la vedono nemmeno la partita in tribuna, stanno a casa soltanto dietro ai computer a criticare. Ecco, legando un pochettino la tua figura alla tua vita personale, una vita piena di impegno, perché c'è la tua azienda lavorativa, c'è la tua passione per una squadra di calcio, ma c'è soprattutto, come hai detto tu poc'anzi, la passione nei confronti anche dell'arte, dello spettacolo. Per esempio, da provetto cantante, probabilmente il tuo sogno di gioventù era quello magari di diventare un buon cantante. Io da giovane volevo fare il cantante, per dirti la verità. Questo è il tuo grande sogno, era quello? Era il mio grande sogno. Purtroppo all'epoca non era come adesso, che ci sono
tantissime possibilità, scuole di canto, È più facile, trasmissioni nelle è più quali facile. farsi notare. All'epoca era veramente difficile, l'unico modo per farsi notare era le serate e purtroppo dalle nostre parti non c'erano impresari Chiaro. che potevano notarti e farti emergere, quindi era molto più difficile, però per la passione del canto è rimasta sempre, è quella che mi ha dato la possibilità di conoscere persone, di sapere affrontare il pubblico, di non avere alcun timore di dire le cose che vanno dette. Quindi lo spettacolo è questo, lo spettacolo è metterti a disposizione e fare l'amore con il tuo pubblico quando tu riesci. È vero. Ma la passione per esempio nei confronti della tua famiglia, quanto è stata importante? Cioè la tua famiglia ha costruito anche un po' probabilmente la tua personalità di oggi. La mia famiglia per me è tutto, mio padre, mia madre, mia sorella, mia nipote che sono i miei nipotini, il mio nipotino ne è uno che si chiama Logan, piccolino di 4 anni, sono tutto per me. Mio padre e mia madre mi hanno insegnato tanto e soprattutto i valori, la dignità, il saper mantenere gli impegni, che sono le cose più importanti della vita. La credibilità di un uomo è quella che ti dà credito con tutti, può essere anche non ricco, può essere un momento di difficoltà economiche, però il valore umano diventa fondamentale. Il valore umano e la credibilità è quella che ti fa dire di te mi fido. E questa è certamente una storia che fa parte della tua personalità, no? Cioè essere rispettato proprio per quello che tu dai alla vita. Ma c'è sempre comunque dentro di te un sogno nel cassetto? Tutti abbiamo dei sogni nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter aiutare più persone possibili, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista dello sport. Mi piace mettermi a disposizione degli altri e donare. Per me donare qualcosa a qualcuno, ho anche aiutato tantissimo gli animali e associazioni animaliste, perché aiutare gli altri è una missione che tutti dobbiamo avere, perché ci sono momenti della vita in cui tutti possiamo avere bisogno e trovare una persona che ti dà anche una semplice parola di conforto è veramente importante. Che valore dai alla parola emozione? Le emozioni sono quella cosa che ti spingono a impegnarti per ottenerle. Le emozioni possono essere anche le più semplici che io ho potuto apprezzare, sia dall'applauso dei miei ragazzi ai cori che mi facevano negli spogliatoi, all'abbraccio dei miei dipendenti in azienda, al fatto che magari mi portano il caffè e mi danno una pacca sulle spalle e mi prendono anche in giro. Per me sono queste grandi emozioni. Io vivo la socialità, la collegialità, lo stare insieme alle persone in maniera molto presente, molto gradevole, per quando cerco di essere il più gradevole possibile con le persone, cerco di non scontentare mai nessuno, anche se spesso purtroppo questo non è possibile, però dico, le emozioni nascono soprattutto qua nel cuore, e questo te lo possono dare fattori esterni che tu cerchi di governare, ma ci sono quelli che non riesci a fare, però è veramente emozionante anche essere qui accanto a te in questa trasmissione per me. Arialdo, per chiudere, cosa ti aspetti adesso nella seconda parte della tua vita, non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma proprio come progetto di vita tua personale? Io devo dire che sono una persona che si accontenta sempre. Quando alla mia età io difficilmente penso di far famiglia, perché superata una certa età è condivisibile questa scelta. Ho raggiunto il mio equilibrio, sto molto bene, così, sono pieno di amici, di amiche, e quindi mi diverto in questa maniera, vivo la mia famiglia, vivo con mia sorella, con mia mamma tutti i giorni, siamo sempre unitissimi, quindi non mi manca assolutamente nulla. Soprattutto l'affetto. Soprattutto l'affetto delle persone a cui voglio bene e tanti amici che mi stanno vicino. Quindi io cerco di mantenere quello che ho, migliorare qualcosina, magari poter fare qualcosa di più. Ancora di più? Sì, perché no? Perché mai dire mai, allora. Perché no? Perfetto. Perché guai a cullarsi sugli allori. Assolutamente. Grazie Arialdo. Grazie caro Ettore. Grazie per essere stato con noi. Concludiamo qui lo spazio dedicato al faccia a faccia. Appuntamento alla prossima settimana.